sul momento qui è stata una comanda di sindacati e studianti che ci hanno mandato a livello di su spazio di 2 ore un mercoledì da avere temi legati al politico, all'attualità di Corsica. E uno di questi temi è di sicuro che è stato comandato a problematica linguistica, sociolinguistica in Corsica. Altri temi saranno accostati, vedremo appena con i sindacati di studenti, ma in tutti i casi sul momento è stato concepito più come un foro, un scambio, un dibattito tra il pubblico presente e gli intervenenti che ne abbiamo scelto qui, che voglio rappresentare subito. E dunque faremo 3 piccole intervenzioni qui. La prima sarà quella di Saverio Lugiani, che ringraziamo essere qui, consigliere esecutivo e che rappresenterà appena, giusto appunto, la politica linguistica. E no, appena dico, voglio insistere di noi che i personalità che sono qui hanno tutti parecchi baretti. Per esempio, Michele ci rappresenta la Soci, ma a tempo siamo tutti 4 insegnanti qui, eccetera, eccetera. Dunque, la questione che si pone oggi è ufficialità sì, ma tanto. Ufficialità sì, ma tanto. Dunque, abbiamo da definire la ufficialità di sicuro, abbiamo da precisare appena i contorni e i consistori di noi. E a tempo da università, da enti, da educazione, non ci possiamo mica accontentare una beata data e un beata avvenimento che giungerà da più a meno, perché io so di quelli che pensano che a ufficialità va e in deu vilo, in deu senso di storia, ma a pensare so io, ma dopo certi una pensa nemica come me. Dunque, il primo intervento sarà Saverio Lugiani per 10 minuti e un quarto d'ora, non sarà mica lungo la sua presentazione e interverrà soprattutto per darci notizie a Penuccia e un piccolo bilancio di a politica di collettività territoriali, a pro giusto appunto di un accompagnamento, di una via verso una società e plurilingua e che passa di noi da ufficialità. Dopo si dà consento, si interrema Romano Colonna. Faccio la sbucalatura senza volerla. A Romano Colonna, che avrà qui a sua barretta d'universitario e che in un quadro di sua pubblicazione rammento qui per une reconnaissance politique des langues, che è stato pubblicato di noi in corso 2 o 3 anni fa, con ufficialità e poi con un sottotitolo che non mi ricordo più, in colori malbu, se mi ricordo bene. Sarà violino. Dunque, Romano ci varrà un punto, reagiscerà di nuovo appena ma a tempo Romano è consigliere non esecutivo ma è consigliere territoriale e dunque avrà di noi sul lato politico, ma ciò che gli domandiamo è piuttosto di intervenire a titolo di specialista di macro sociolinguistica e più particolarmente di aspetti di co-ufficialità e di sicuro dopo risponderà a un'epoca di domande. Infine, in terzo, giungerà Miguel Eccia, che ci giunge da Portivecchio, che noi ringraziamo, che rappresenta una cosa importante di noi, è la rete associativa, che la rete associativa è a principio di tutto, in un movimento a pro di lingua corsa. Perché a scuola, all'educazione, a principio era un movimento associativo. A poco l'istituzionale è giunto a mettere a sua potenza di radio per sviluppare la lingua corsa, ma fermano quantunque la soci importantissimi in un quadro di rivendicazioni e poi lo sviluppo a pro di lingua corsa. Dunque c'è un aspetto militante rivendicativo, ma di noi su intanto che famo per pure una contentassimica di sa data che verrà da più a meno. Ecco, io farò da moderatore, ma mi permetterà di noi di rispondere o di completare a Penuccia
con i miei modesti competenze, innanzi ciò che sa da di e sa da dibattere. Dunque, Saverio, a ringraziate essa qui, rammentiamo che tu sei all'inizio maestro di scuola, bislingue, dopo certificato di lingua corsa, sei anche stato qui all'università all'ESP da insegnanti e oggi sei consigliere esecutivo in carica di l'ufficio idraulico, ma che pur con la sua importanza ci interessa appena di meno, e gli altro Baretta, incaricato di lingua corsa, che ci premi oggi. La domanda è semplice, dunque, con ufficialità l'aspettiamo, ma non l'abbiamo mica. Intanto, come si passa l'elaborazione o sviluppo della lingua da un punto di vista strutturale e da un punto di vista pratico di noi, per un piccolo bilancio. Rammento di noi che con Saverio sortiamo di Vrisco da il primo CAT, il primo consiglio accademico territoriale che ci lea con il riturato e che abbiamo messo in piazza qui a Wawa per si dovacci parte dell'articolo 11 della convenzione che lei ha con l'attività di Corsica con il riturato e che era ora da adesso e forse si deciso domande ne potremo parlare. Saluto in della sala Domenica Verdoni che potrà intervenire dopo a titolo di direttrice dell'ESP posto che i problematiche sono in lei di noi con la formazione di maestri. Salutiamo a Sebastian Quenot di noi politico, maestro di conferenza, specialista di noi di problematiche educative. Penso che mi scordo di studenti, presidenti da soci di noi che noi salutiamo qui. Ecco, Vanina, mi sono scordato Vanina, ESP di noi che potrà intervenire. E Patrizia qui di noi, ma no, a scuola di immersione di sabato, ognuno avrà uso motto da va e uso di da portare in tutti i dibattiti qui. Mi scuso se mi scordessi che sia di importante, che tutti so. E con Saverio hai la parola per circa 10 minuti, un quarto d'ora, ma ti gorgoglio. Saluto a tutti, saluto i vecchi, ci sono dei pochi qui dei vecchi, ci conosciamo, abbiamo anche cantato insieme, mi pare, quando eravamo zitelli, e i giovani. Allora, no, io farò più corto perché c'è troppo a fare a dire, uso la fare a dire a principio, la ietta, a dire che ieri siamo andati a Rettorado, abbiamo stabilito per una volta di 40 anni, si può dire, una relazione diretta tra lo Stato, il Rettorado e la collettività che noi rappresentiamo. Il famoso consiglio accademico territoriale che era stato l'articolo 11, ce l'abbiamo parlato, della convenzione abbiamo firmato d'ottobre o di novembre 2016. Di poi 2 anni aspettiamo e c'è possuto un consistorio che è nato tra la rettrice e i Sergio Luciani, non parlerà 300 persone, c'è chi sia, l'aggregazione perché la MUI e che la proponghi qualcosa che ci veniva di diritto, ma che dormiva sempre nei scagni della prefettura, forse. E dunque abbiamo stabilito con una relazione che sarà di un passo, faccio un passo da perché è un paremica importante, ma ieri abbiamo stabilito con una relazione e domande precise. Alla corta così che abbiamo mandato lo sviluppo dell'immersione. Sapete che in Corsica abbiamo strappato, se può dire così, 2 anni fa con Valou Belkacem, che era dando la ministra dell'Educazione Nazionale francese, abbiamo strappato dunque lo sperimento dell'immersione nelle scuole moderne. Per ora abbiamo poco su 260 zitelli, tutti da 3 anni a 6 anni, che sono in immersione, in tre luoghi di Corsica, in Pontenù, in Ghisonaccia e in Ajaccio. Noi mandiamo che ci sia una spartiera territoriale, che abbiamo domani un ritorno di valutazione a ciò che si può fare, sapendo che in Astro, soprattutto il Paese Vasco e in Occitania, c'è con una ventina di scuole di immersione. Dunque siamo appena in ritardo, ma cerchiamo di rimediare questo ritardo, con dunque una domanda precisa, aprite donna siti immersivi in Corsica. 2, abbiamo mandato, qui mi gioco verso le conoscenze, verso Domenica Verdoni, per dire che ieri abbiamo incaricato a un mondo di aggregazione interna
posto che ha eseguitato comunque iscritti di tutto ognuno in questa questione, interna e non esterna, perché chi non siamo mica qui come la IGL per contare, non è mica una giustificazione matematica per noi, tutti i conti non sono pas matematica, la dieta, siamo qui davanti a una regione di eccellenza e soprattutto per tirare comunque la lingua, un minimo di questa lingua verso un scopo che ci permette a tutti. E il momento di noi, dico così perché qui bevo a Maridù a me generazione no, l'immersione in noi perché finanziamo con un contratto di piano i centri immersivi. L'ampiamo, parliamo così, l'ampiamo con centinaia di migliaia di euro tutti gli anni per mantenere o manco 4 siti per Hawaii e cerchiamo di aprire un sito in Alta Rocca per parlare da Rocchigiana e per far campare la varietezza e di noi in Aliciane se lo si può abbiamo 2 siti che sono a poco presto pronti si può dire a ricevere un pubblico e di noi andiamo a sviluppare una scuola sabbatica dell'immersione. Dunque l'immersione è un punto in noi che voi sapete, noi sosteniamo un grande plan di formazione che gli diamo a noi, l'abbiamo battezzato così, tutti gli anni mettiamo 300.000, qualcosa così, enfin, poco un premio, per formare i maestri di scuola, i professori di scuola di primo grado, di maniera continua, in logica ne abbiamo formato all'ingrosso 700, per giusto appunto sviluppare l'educazione di lingua e anche domani plurilingue no primario. Dunque ci siamo accorti ieri, ponendo questione, che lo Stato ha capiato questa formazione e la sola formazione data oggi è la nostra, finanziata da collettività. Questo è importante dirlo. E abbiamo parlato di noi, di un secondario, soprattutto sapendo che con i cifre che abbiamo, che c'è un bisogno per rapportare convenzione o contratto di piano, da CIMA, come dice Pasquale Ottai, gli oggettivi, siamo proprio lontano da questi oggettivi, posto che siamo per metà all'ingrosso, nel secondario, e vedere i a poco visto, siamo a 15-20% di videoreading, non parlo mica di qualità dell'insegnamento, parlo di cifre dati, e c'è 2 scuole sole in liceo, una a Fesce e una in Vicenzina in Bastia, dunque siamo proprio lontano da ciò che noi domandiamo, per rapporto a o piano, o contratto di piano CPR, contratto di plan e regione di quell'epoca. Voilà. A mentire 2 secondi, qui Sebastien, c'è per tutto il mondo, Sebastien che era all'inizio di questo piano lingua del 2020, con 13 azioni maggiori, allora ci rimproverano spesso di eseguità e preconizzazione di quell'epoca, siamo assai in là, perché chi da scritto, da ho detto, ho fatto, ci passa un mare, posso dire, e soprattutto abbiamo in più per trattando una volontà politica che è qui e che incacca ogni anno. Dicono che è un'azione, oggi buttato qui, ma ne parleremo forse dopo, una discussione, so che noi abbiamo è giudicato. Dunque noi organizziamo, se può dire così, per rispondere alla questione, organizziamo una strategia di ufficializzazione. Non abbiamo mica, siamo andati in Parigi parecchie volte, penso che il presidente Talamoni, il presidente Simeoni e tutti quanti noi siamo. Ogni volta che lo si può ne parliamo, ne abbiamo parlato anche ieri con la rettrice. Sappiamo che per Hawaii davanti a noi abbiamo un muro della Costituzione francese, sappiamo che da una volta all'altra, non so mica, tanto già abbiamo anche perso sorpresa, ma c'è una capire qualcosa. Ma il fatto di stare qui per Hawaii, lo Stato-Nazione non sa mica che si passa in Spagna, non sa mica se si passa nel nostro paese d'Europa, dove c'è una riconoscenza di lingue cosiddette regionali per me di una lingua minoritaria d'Europa e dunque sta fare dello statuto è comunque una protezione giuridica per noi di tutto ognuno, di i diritti linguistici di corsi che per noi sono mica diversi e ho fatto che lo sia questo impedimento Gerardo a
strappare, un statuto ufficiale, ci mette quantunque di volontà ed è eseguitato, secondo me, l'offerta di un mercato del lavoro per gli impieghi, ho fatto non c'è mica necessità per i corsi di avere questo criterio dunque linguistico a pro di un impiego, è sempre, come dicevo, se la lingua è facoltativa, un buco di noi ha un'esistenza facoltativa, c'è la di noi, dunque noi c'è stazione politica qui ogni giorno, a tempo cerchiamo dunque di acconciare allora, a livello di l'insegnamento, Maristo, il pilastro maggiore per noi perché tutto ognuno dice l'insegnamento, se è buono, occupiamo della società, devo dire che oggi, quando si parla di insegnamento, c'è più che bisogno di scuzzolare perché si sono ribusati a prima tappa e siamo oggi obbligati perché forse per noi il primo luogo di riacquisto per un cidello perché che va mia non hanno più questa trasmissione familiare che le avevano dando dunque è un luogo che noi ci fa un sforzo maggiore come noi abbiamo a piccola cittadina ha riportato qui o giù se c'è bisogno di mostrarlo c'è qualcosa che di a tempo didattico per il personale e per i parenti e di nuovo ha riportato so che abbiamo ragazzato quest'anno di settembre un metodo di imparare la lettura allora, abbiamo visto i catalani e gli occidentali dunque questi sono i libretti che hanno serve di puntilli per imparare la lettura a tempo di francese di corso o corso preparatorio. Dunque, sono affari che noi abbiamo un sotto, con canopé è molto più ad oggetto, siamo passati quest'anno passiamo a 400.000 euro, bisogna cifre così per dire che c'è un sforzo, ma torno una volta, so che mi dispiace, abbiamo una critica di ciò che noi abbiamo, di che penso che non c'è mica per avere a trasversalità non so mica io, ho l'impressione certi giorni di buttare tutto obeso, simbolico, di questa lotta linguistica e pertanto mi pare che tutti quanti noi siamo eletti a soci a buttiamo tutti insieme, di una cosa che pesa, non so mica quanto la pesa, ma a buttiamo tutti insieme, dunque l'idea di noi di avere domani un consiglio esecutivo specifico per la lingua, è importante. Non abbiamo mica l'occasione quest'anno di farla perché eravamo 11 e che tutto il mondo abbia due domini, ma io direi che è stato un l'acqua, non siamo candidato e si è bussato a più la lingua corsa di noi, ma per me è un traglione perché da una parte c'è un cambiamento climatico e politico e dall'altra parte c'è sta sfida, si può dire così, sta scommessa di buttare la lingua nella società partendo da un puntello di radio educativo e dopo politico. Io spero, e mi resto, spero quantunque che il mondo politico, soprattutto la direzione dell'Assemblea, c'è quantunque più di 50 eletti nazionalisti. Non voglio mica mettere lo stampone di la lingua non appartenenza politica, ma quando abbiamo rivendicato 40 anni e poco peso una lingua per tutti, perché è la lingua di tutti, a sua prima radio, il suo primo piacere sarebbe stato di gente parlare a corso, assai di più all'Assemblea di Corsica, per mostrare a gente che non era mica un slogan, non era mica un lusso di una società che si moriva, ma che era soprattutto una volontà di essere. È stata la volontà di resistere per noi e di la volontà oggi di esistere. Dunque è importante dire che ha preso in conto da tutti i politici, dall'agenzia, dall'ufficio e pure dall'amministrazione, per me è un passo che già fa e va dire che strasiemo e in più di questo faccia di punto a noi è un Stato che aspetta per intrappolarci a ogni girata, a ogni ponte. Ecco. Tieni pure il microfono, l'abbiamo dato a Romano qui subito per dire che l'avete capito, non abbiamo mica voluto insistere troppo non ai presi di parole formali così, e giusto per dare un po' l'abrio a un po' di domande che non mancano mica, dunque gli studenti qui, i sindicati, sono qui i sindicati? Sono rappresentati, potranno voltare verso elementi, mi permetto di rammentare le possibilità di domande in un budget, posto che c'è di nuovo informazioni da questo punto di vista. Abbiamo ammintato di nuovo piano 2020 che va
la politica andaria al di là di sto piano, dunque sarà possibile di domandare elementi concreti quali si sono sti punti. Abbiamo visto che c'è una politica di dedizione di pubblicazioni a pro di cittadina, di educazione. Io farò un piccolo punto dopo a Michelec all'università, posto che siamo liati, salutiamo l'arrivata di Dume Federici e di Sara Zucconi, che pusetti e benvenuti. E dunque avrete roba veramente da domandare, da completare dopo a suo piccolo introito. Romano, se tu ci puoi parlare a Pinuccia di asfarenza, non voglio mica anticipare a ciò che hai previsto, ma l'aspetto co-ufficialità, come rispondi tu per esempio a questa questione, intanto e a co-ufficialità, ciò che non ci vuole mica confonde, eccetera. Dai, scusami. Saluto a tutti, a tutte, cari studenti, cari colleghi. Sempre un piacere tanto di essere su spazio di Natale Luciani, che in più mi permetto di dire una questione, quella di lingua, che era premurosa per l'uomo, per Natale Luciani, dunque è sempre di parlarne qui in suo luogo. E ringraziarvi Carolano per l'invito. Allora, Alain mi ha invitato, mi ha telefonato, mi ha detto soprattutto non pronta nulla, dunque non ha già approntato nulla e avevamo mi domanda di parlare 10 minuti, dunque e voilà, e mi ha di va così bene che tu l'hai fatto, osavi. Due o tre idee così, ma dopo andremo in un dibattito forse più in là. Cioè capisce qualcosa di pedagogia ufficialità e dopo mi permetterà di parlare 2 secondi di un libro. Le muette ne parliamo in corso alle volte, l'università porta sui scorsi di poi apertura ci sono stati studi francofoni, cioè a roba scientifica, storica sappiamo, ma siamo la questione linguistica in corsica, ma mica solo in corsica, ma qui ci imprema assai, la questione linguistica in corsica si pone di petta ogni Stato che a sua Costituzione, il testo della Costituzione, ma a sua articolazione come Stato, è stato fatto tutto per sraigare, ammazzare, tombare l'idea di diversità. Mi permetto di dirla perché qui noi parliamo in modo, siamo gente cortese, siamo gente bravi, siamo universitari, colleghi, certi eletti, discorriamo, ci abbiamo piacere con l'ufficialità, scriviamo i libri, siamo qui, c'è una manza qui che saluto gli studi corsi, ma mica solo, siamo gente bravi, ma abbiamo a noi una struttura istituzionale, una struttura amministrativa, una potenza pubblica che ha articolato tutta la sua potenza per ammazzare ciò che i corsi storicamente, politicamente di poi 35 anni a domandano. Una volta che abbiamo integrato questo, mi si pare fatto un passo di capiscitura abbastanza importante perché non siamo mica qui in una discussione e è sempre l'universitario che parla, non siamo mica qui in una discussione che avevamo a noi un partenario che s'arrizza a mano per dire allez, pigliamoci per mano come va per salvare, mantenere e sviluppare questa lingua. Siamo qui con, ripeto un'ultima volta, con una struttura istituzionale a noi che usa fondamento bi rimanda a Rivarol, bi rimanda a Grégoire, bi rimanda a Barrère, tutte sa filosofia, ideologia qui rivoluzionaria che noi troviamo al XVIII secolo e poco fa, ho appena scritto, adesso è pubblicato da qui a poco, non tacque, mi sono interessato ai discorsi di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, di Jean-Luc Mélenchon, principale opponente di Emmanuel Macron, discorsi di 2018, che dicono a poco prezzo gli stessi affari, non ha un discorso universalista di a lingua francese, di a francophonie, di a Francia. Emmanuel Macron dice la langue française est une langue universelle, elle a ça dans ses gènes.
scritta, così elle a ça dans ses gènes, donc une approche génétique de la langue. Jean-Luc Mélenchon Beach a inscrit la France est une nation universelle, etc. etc. Ben a dit, on a dit mica a lunga milanantaque, che va avere una permanenza ideologica nella Costituzione di un Stato, di suoi principali rappresentanti, da XVIII a oggi. Lo Stato ha capiato appena nella questione di scuola, di poi l'allargamento di legge d'Exxon. Ma ho fatto visto che la questione di ufficialità passiamo in un'altra dimensione. La questione di ufficialità sapete la rammentà di una questione fondamentale di diritti dell'uomo. Ben a dire che consideriamo che l'ufficialità, ma al di là dell'ufficialità, che l'uomo e ogni di sicuro hanno un po' di diritti. E il diritto alla lingua, il diritto alla sua lingua, il diritto alla sua lingua di identificazione, il diritto alla sua lingua moderna, in uno spazio privato quanto in uno spazio pubblico, consideriamo che l'ufficialità che è un diritto fondamentale dell'uomo. Sul diritto qui, oggi, a suo livello qui, non è mica rispettato. Dunque, questo era il contesto generale di ufficialità. Un contesto più, diciamo, radio più locale di un libro, nel 2015, dopo l'accesso di nazionalisti e responsabilità territoriale in Corsica, c'è stato una rabbia mediatica in giro a successo qui. E questa rabbia mediatica mi sono avviso, come voi, penso che la sia articolata assai in giro, da parte di un continente, in giro alla questione linguistica. Ben a dire che in Corsica i media, perché erano a pezzi di poi un pochi anni, di poi voto dell'Assemblea territoriale a favore di ufficialità, era a parola che ufficialità era piuttosto intrusa in mente in Corsica, in continente, a questione non da tutti i plateau di televisione, subito che c'era un responsabile politico interrogato, era ma ufficialità è da imporre la lingua corsa, è da imporre la lingua corsa, c'è stato veramente un imballamento così mediatico e mi sono visto, se volete, che lo si dice di tutto, ma soprattutto un'importagene in giro all'ufficialità. Dunque qui ha stuzzicato appena il verso scientifico e mi sono detto sarebbe di restituire i principali contorni di un dibattito e di restituire un piccolo sapere modesto in giro a questa nozione di ufficialità, interrogarla non da parecchi modi. Aveva un conto Twitter, in questo momento ce n'è un po' di giorni, un mese a parte, e non da un conto Twitter facevo un po' di tweet in giro all'ufficialità e mi sono visto che c'era come una gullana di tweet a pro di ufficialità che si meritavano di essere spiegati e contestualizzati. Ho parlato con l'edizione Albiana che erano a favore di un progetto e tanto ho cacciato sul libro ripigliando 50 tweet che ho spiegato ogni volta un titolo di capitolo e c'è di tutto, c'è argomenti religiosi, economici, istituzionali, non c'è rappresentazione, non c'è l'economia, non c'è il mondo professionale, politico, eccetera, eccetera. Dunque ho classificato questo. L'originalità, se lo si può dire così, al di là di linea editoriale che ho scelto, l'ho scritto in corso nel 2015, perché avevo scritto assai in francese e un po' mica di appena so che lui ci ha saputo di l'Assemblea di Corsica un comportamento di letto, un po' mica articolare tutta la vostra vita professionale, so che di un megaso amigale, familiare, tutta la vostra rete in generale lingua corsa è aumentato di abbi di questa lingua unicamente come per pretesto per fare una carriera universitaria o altra, fa aumentato tutto di noi a mettere le mani in giù a modo soio, ma a mettere le mani da pasta che se non avevamo mica noi è sicuro che non so mica l'altro che ci hanno aiutato. Dunque, sul libro stanno usando in lingua corsa, dunque un assaggio appena scientifico, in lingua corsa non è mica tutti i giorni non più, siamo più aperti a letteratura, a canzone, a poesia, ma c'è stata una ricezione di un libro abbastanza buona, che ci ha permesso di prolungare appena un dibattito, e 3 anni dopo, con l'accesso di torna di nazionalisti e responsabilità nel 2018 di Nadio, torna alla riproduzione di un discorso mediatico completamente sbagliato in giro all'ufficialità. Dunque abbiamo parlato con l'editore, ci siamo detti sarebbe una buona a di traducerlo in francese, di proponerlo in francese. Faccio un piccolo punto perché l'ufficialità di qui di noi e io personalmente dico appena in modo
provocando così in situazioni di minorazione sono contro il linguismo, perché penso che il linguismo, come noi pensiamo noi, è un tratto a favore di un dominante, perché rinforza sempre la lingua dominante. A Igo in furia ci vorrebbe di sicuro di più spiegazioni. Invece sono totalmente a favore d'apre spazi che la SIPI a livello di aggressione, di teatro, di musica, di letteratura, eccetera, eccetera, dedicati alla lingua corsa e accanto a questo spazi dedicati alla lingua francese. 3 anni fa io mi si pare di essere stato logico con me stesso, ho trovato un libro 100 anni in lingua corsa e 3 anni dopo, senza avere concorrenza alla lingua corsa e a 8 sociale di un libro che ha campato durante 3 anni, mi sono permesso di cacciare in francese, di sicuro, perché après lo spazio francofono sono pareti milioni di persone e di più che lo spazio corso. Chiaro a parentesi, dunque sul libro è uscito poco fa e mon paraguay con un piccolo un cubo in continente bello che c'era un'attesa da parte dei nostri colleghi in Britannia, ancora di ricevuto messaggi da parte del Quebec, appena dappertutto, ma assai in Francia, assai britannici, lucitani, giornalisti di noi che si interessano appena al mondo e ha cambiato appena il titolo per un'incalcamica non ha ufficialità che in continente di una parola che passa appena a me, ma non ha l'idea di riconoscenza politica di lingua. Questo era un contesto di un libro, non ha ufficialità in se stessa, posso dire a un mondo. La ufficialità la riassume in qualche parola a quanto meglio di un dovere per istituzione e di un diritto per cittadino. Una volta che avete capito che mi si pare che fatto un giro di questa mondo qui, di ufficialità, mi ripeto, un dovere per istituzione, ben a dire che voi sottomettete istituzione a un'epoca di cosa fa di questa lingua e il cittadino è incapacità liate ai mesi di scegliere uso modo di espressione qualsiasi situazione privata di sicuro ma soprattutto pubblica. Dunque io a ufficialità avevo come un atto giuridico ben a dire che, e qui forse ho appena una nuanza portata per il discorso di Isabel, ma ne abbiamo già parlato, c'è si è appena di aggressione d'odio di bon, lo Stato ci ricusa storicamente, filosoficamente, eccetera, politicamente odia, ci ricusa l'ufficialità, avevamo da noi inteso questi pochi mesi, appena su moto guidi, si è a guidi, bon, lo Stato ci ricusa l'ufficialità, avevamo da noi. E io personalmente sono mica troppo da consento che si è a guidi, perché? Perché l'ufficialità di una riconoscenza giuridica sia a maestrate l'apparecchio giuridico sia una maestrate mica e se non avete mica a maestranza dell'apparecchio legislativo giuridico costituzionale l'ufficialità non la volete mica va da barboi non la volete mica su il fatto di costringere l'istituzione di fare un dovere per l'istituzione di un diritto per i cittadini ma divisione media ufficialità non la volete mica va che non è mica possibile. Quindi è una contrattualizzazione con quelli che maestrano l'apparecchio giuridico e legislativo in giro ufficialità. Invece, e penso che è l'idea diversa, so che non possiamo fare, so che voi potete fare, so che il politico può fare, so che la soci può fare, di insieme mettere in ballo so che lo usiamo una politica linguistica. Ma io vi invito a non fare mica confusione tra l'ufficialità a senso giuridico di un termine, che non la possiamo mica fare. Voglio dire, lo Stato rigusa, sia domani si abbiamo la sua indipendenza e tanto facciamo la sua Costituzione a modo suo, ma fin tanto che c'è un ricuso così, possiamo parlare quanto noi vogliamo, l'ufficialità non l'abbiamo mica. Dunque, non la possiamo mica fare per noi. Invece, so che noi possiamo fare è cercare il più possibile e per sottomettere l'istituzione a un dovere linguistico e accompagnare il cittadino verso un diritto linguistico, ma non sarà mica quello di ufficialità. E che senza l'appoggio legislativo, senza l'appoggio costituzionale, adesso è appena più difficile. E più un esempio solo, ne parlavo con i studenti a Rimane. Il governo di Catalogna, Generalitat, sottomette per un detto esorze, e ai ci sono di noi colleghi amministrativi dell'università, sottomette esorze per i dottorati a una competenza linguistica. Se noi potremmo dire domani all'Università di Gosse, non conosco mica abbastanza i statuti dell'università per sapere
margine d'operazione che la può avere in su senso qui, ma admettiamo domani l'università dice, volete una orsa, io ho a palisa un livello C1 per un detto di lingua corsa. O l'indomani avete stato contro voi, dice, ma qui non potete mica. So che qui avete un esempio proprio di ciò che la permette per un detto ufficialità. Dunque, di chi senza ufficialità possiamo fare tutto, non è mica vera, di chi senza ufficialità non possiamo fare nulla, non è mica vera non più. Ciò a trovare i mezzi insieme, collettivamente, ripeto, istituzione e la società, non è mica un affare individuale, di mettere in ballo una politica linguistica che è so oggettivi e so mezzi che voi mettete al servizio di soggettivi qui. E compierà, forse butterà un tagliere di politica linguistica dopo, compierà un affare. Attenti a qualcosa, di chi oggi c'è un affare di non si parla che di guerra e di normale, di precarietà, di povertà in Corsica e bego spunta di pochi mesi un discorso che sarebbe quello di doppone finalmente a povertà, a precarietà, a questione di precarietà con ufficialità e di un nemico una priorità. Attenta a questo discorso che l'azione pubblica e l'affare della lingua di un affare pubblico non si può mica opporre a questione di povertà. Domani io personalmente da cittadino, quindi né un consigliere che parla né l'universitario, da cittadino, non voglio mica in Corsica un specie di monaco con gente ricchi e ricconi, senza lingua, senza capacità collettiva di identificarsi a qualcosa. E a tempo non voglio mica domani una lingua corsa ufficiale con parecchie migliaia di persone che sarebbero in povertà. Dunque, questo è un affare importante perché a so che è una questione che avete un mandato voi di trattare che preme assai studi corsi, non pone mica i soggetti tipo povertà e ufficialità. Sono due affari differenti, sono due affari che si completano e che fanno a società. Ringraziamo Romano per questo punto, dunque riteniamo quantunque per rapporto a ciò che si potrà domandare e fare sollecitazioni più in avanti in questi punti qui, a ufficialità ferma quantunque una trazzo che tiene quantunque le sue specificità, le sue particolarità e non ci scordiamo mica di questa dimensione giuridica che dà una permissione, un diritto a un cittadino che per questo poco non possiamo mica, secondo ciò che tu dici, acquista di modo autonomo in un quadro attuale di legislazione. Due parole per rappresentare la Soci, Miguel, può dire due parole di nome a curti nella politica dell'università e ciò che noi abbiamo qui da università in suo quadro per intanto aspettando la ufficialità. Ti ringrazio, Alain. Dunque, anche io, quando tu mi hai prevenuto, era poco fa, ma io avevo chiamato già prima, dopo mi ha chiamato in persona. E in effetti, non ho mica approntato qualcosa, ho guardato a fare, avevo un'etichetta, non ho mica approntato, che ho sempre due cartolari con un po' di affari dentro, e mi sono detto, poni sempre io e l'ho preso con me. Dunque, posso parlare di forse tre piccole affari, ramminta all'estra, a Noscia di Martia, con l'idea piuttosto di, a un momento dato, rigascare, non trovato che, come abbiamo due gonti, due lati, uno di non tutto terreno per cercare di essere concreti, ma a tempo un altro gonto più rivendicativo, che ci ha portato a un momento dato, giusto appunto, di scontrare come di, la direzione della lingua gorsa e a te lo sapete, per parlare di ciò che si può arrivare intanto di tempo all'ufficialità, dunque giusto appunto di veramente un soggetto, ne parleremo, e forza di un'altra affare che posso dire, piuttosto che di rammentare tutto ciò che abbiamo fatto, di portarlo con un costo particolare, di dire che penso che abbiamo avuto conseguenze nella società, dunque su quanto associativo, che peso può avere, vi dice a radio, os intimi che conosco, forse ne avrete un altro, e dopo approfittare dell'occasione per far riguardare ciò che noi intimi un carudio e possiamo essere testimonianza di, come dire, rigo da un po' di rimarchi, dice a radio così per un momento, ma vedrete che ci sono parecchie persone che si facciano domande di orizzonti differenti. Allora, per ciò che è, non c'è allora
all'estero ciò che abbiamo fatto e in che senso che ci ha condotto. Allora, o collettivo, il ramento di noi che a livello della dichiarazione privatura siamo un associo, ma di noi siamo un collettivo, e di che riusciamo ad ogni parecchie associ, abbiamo fatto a dimostrazione in parecchie occasioni, all'occasione di mobilizzazioni maggiori. Dunque, o collettivo ha agito in parecchi gonti, un primo gonto di qui a non tutto terreno, mica forse per sbucare un affare veramente come aggregazione di come una scuola privata, non è mica questo, ma penso che piuttosto abbiamo fatto una dinamica, abbiamo convinto parecchie persone a capire che la lingua corsa podia essere in tutti i domini della società, che la lingua corsa si podia impatronare certi domini non c'era più, che finalmente, come dico, abbiamo dato l'esempio a parecchie occasioni che faccio che dopo noi, altri associati hanno continuato, nous cercando di dire veramente la nostra volontà. Allora qui c'est che da Ziga, attraverso ciò che abbiamo fatto l'animazione paesitedi, ciò che abbiamo chiamato a principi di corsi, conferenze tematiche, l'animazione durante i giri, festival, l'animazione sportiva, sappiamo che da Retano, l'animazione durante i musei, d'altri hanno ripreso a fare qui e noi siamo contenti di vedere che finalmente abbiamo servito d'esempio di girare qui a nostra volontà. Dopo di noi, sempre a noi, allora qui più verso un conto rivendicativo originale, penso che di noi abbiamo servito d'esempio. Noi abbiamo introdotto una maniera originale di rivendicare, che innanzi la rivendicazione era piuttosto un po' così vera, triste, e si compia sovente per via di, come dire, ognuno rientra in casa come dire, quasi la dispera o allora si parte in un baruffo. Invece che qui abbiamo cercato di colorire l'affare e dare un verso più dinamico e festivo. E ecco, dunque, in più abbiamo fatto l'occasione che non era mica, come dire, senza conseguenze, posto che una grossa mobilitazione che abbiamo fatto qui in Corti con l'aiuto dell'Università di noi si è fatta annanzi a un voto all'Assemblea. È vero che ce n'è stato d'altro, ma qui posto che ce n'era un altro previsto, era bene di fare qualcosa annanzi e penso che abbiamo avuto un peso a non tenere coscienza sul momento qui. Di vedere che d'altronde posso dire, studenti, cioè sapere che comunque a Ogoliti a 12 anni ci siamo creati nel 2007 sotto la mandatura di Dritta. E c'era Giorgio all'epoca che si occupava della lingua corsa che ci diceva anche ça, bon, forse non è mica fatto abbastanza per ciò che noi domandiamo di sicuro, ma di già all'epoca era contento di trovare un mese associativo dinamico perché a Edu gli permetteva di avere un discorso che era un po' di più inteso. Le stesse affari a Cudionga, le stesse affari, perché sappiamo che hanno qualcosa che erano tutto terreno. Dunque, la presenza in tutto terreno di Muscia che a tempo la gente faccia affari concreti, dunque parla corso intorno a soggetti e tematiche, fa azioni in certi domini, ripeto, quando abbiamo fatto in manifestazioni sportive, culturali, eccetera, di dire che il corso si può dare un micro e parla corso, mica va ciò che d'abitudine la gente faccia in francese, e si può fare un corso. Ha contribuito a costruire come dire, un aspetto positivo per la lingua e ha dato confidenza a parecchi. Allora ha rinforzato, secondo noi, certi nazionalisti che si poteva di sicuro continuare a combattere e quindi con i nemici nazionalisti che finalmente la rivendicazione della lingua aveva una vera realtà in tutto terreno e dunque la condotta aveva una rivendicazione più conosciuta in quanto nazionalista. Dunque, ecco, penso che forse abbiamo fatto di noi la dimostrazione che pare che forse si può ottenere e mobilizzare, si può mobilizzare senza violenza, non era mica una necessità. Ecco, abbiamo contribuito a spargere i concetti di noi, dunque l'ufficialità, mica Ogoliti che ha inventato il concetto, mi ne vengo da aver manifestato all'epoca che Ogoliti non esisteva mica all'università per l'ufficialità, ma penso dunque che qui abbiamo contribuito a spargere questa nozione. Una nozione che abbiamo contribuito a spargere è la nozione di società bislingua. E ho fatto stesso di rivendicare e di portare la gente a fare una mobilizzazione come in Aia, cioè una grossa mobilizzazione che ha portato 5.000 persone a tempo, ma 6.000 in tutta la giornata, perché ha cominciato a 2 ore o dopo mezz'ora a compiere a mezzanotte.
dunque mi sono mica tutte le stesse persone che sono passate qui allo stesso momento, ha cambiato morte, e dunque qui è sicuro che la nozione di società bislingua è introdotto in un luogo di parecchie persone e abbiamo fatto capire che per noi voleva dire che dappertutto e di o corso dove essere presenti là nessun conto di società. Ciò che abbiamo portato è che a principio abbiamo avuto il tema della fare dell'immersione. Allora, abbiamo parlato di che la collettività ha ripreso sa rivendicazione. Quando abbiamo fatto la prima conferenza nel 2010, era qualcosa che mica tutto il mondo conosceva, tutto il mondo era piuttosto interrogante al lato di o bislinguismo, certi anche che sono presenti in sala qui sono che erano contro a principio che avevano evoluato e so che certi sono anche convinti e sono nella sala che l'immersione che l'immersione non è mica necessaria. Noi abbiamo sempre detto che al contrario dirà più che necessaria, che dirà verso su Safari qui che ci andà e anche se di sicuro abbiamo anche previsto nelle nostre rivendicazioni che avevamo dopo il 2007 era a Vini e di dire che abbiamo 16 rivendicazioni, sviluppato dopo in 32 rivendicazioni con la socio con un lavoro che abbiamo fatto con i nostri amici baschi. Ho fatto si sta che abbiamo già previsto che i due lingue sogniamo che riesce, penso che riesce, ma ci vuole continuare a battersi. C'è una vera ufficialità, i due lingue compagni accanto. Sappiamo che a un momento dato ce n'è sempre uno che pida a soprano non dall'altro e che dunque abbiamo anche immaginato un organismo di regolazione per mantenere su bislinguismo in tutta la società, una vera società bislingua. Ma non sarà mica duro a mantenere, perché se non riusciamo a fare ricercare il corso su un livello da francese, dopo non vedo mica perché sarebbe complicato e la gente si navigaria in manco, ma ci sarebbe un organismo che sarebbe qui per dire, ecco, qui il corso, ripeto, forza, ha più forza che il francese, tanto qui ci vorrebbe forza, come dire, un po' di più pubblicità alla televisione, al francese, qui ci sarebbe sicuramente a fare. Dunque, l'immersione l'abbiamo fatto progressare e c'è un affare che per il momento non abbiamo mai inteso ripreso, che è stato ripreso dall'elite, di formazione obbligatoria per tutte le imprese. Allora, so che certi ci avevano anche detto che Safari qui è veramente un'utopia, che è un sogno di collettivo. C'è qualche sia che è di dritta, che è quasi, aveva cambiato di discorso, ma a un momento dato che era più verso il quanto regionalista, di Jean-Martin Mondoloni, posso dire, mi aveva fatto una dimostrazione che mi aveva stomagato, mi aveva detto, finalmente è d'accordo con noi, ma mi dice d'un conto che non la può santa, ma allora vi dico che ha fatto la dimostrazione che finalmente dice avevamo vidoli non andare a scuola non andare a scuola nel santo corso non imparare il corso non andare forse domani c'è l'ufficialità che il corso non è mica imposto 30 imprese che ci contentiamo di un affare di stabilimenti pubblici e ben andare a posto tanto qui per 60 per la corso andare ma ci va mica tutti i giorni a posto mandare come dire un luogo di no pubblico un luogo regionale dove si può parlare senza parlare corso tanto meglio ma nei magazzini in tutte le imprese se il corso non è mica imposto a un momento dato una formazione di personale non si sentirà mica dunque riconosci che ci vuole un po' il corso in tutta la società allora noi ci diciamo di sicuro faccio presentato così faccia paura, ma l'abbiamo detto parecchie volte, in fin di conto, di ciò che la gente domanda. Quando gli spieghiamo, tutto il mondo dice, noi ciò che noi vogliamo, di che il corso, come dire, il posto che mi impara, a non il luogo di lavoro e mica avere la necessità di sera a 6 ore dopo il lavoro e tutto. Dunque, se una formazione si mette in piazza, in tutte le imprese di Corsica, penso che sarà benvenuta per tutto il mondo. Allora, di sicuro qui, per riuscire un po' a Safari qui, c'è uno statuto particolare, senza ufficialità. Safari qui non si può dare mica utile. A me non dico convince pienamente bene tutto il mondo, ma ecco.
Dopo, allora, verso la conclusione, giusto una fare, di che abbiamo scontro nel 2017 a Saverio, la direzione di lingua, per far riguardare e far parecchi proposti, hanno un ganto educativo, un ganto di società, per dire che qui veramente ci sono parecchi a fare a fare senza aspettare l'ufficialità. Dunque, a un livello di educazione è vero che ci vuole fare overseeing per ottenere un costo stato, di utena in mese di va una formazione di tutti i personali che designano le scuole primarie in più di insegnanti e 30 ai licei e collegi di professori di altre discipline che ho corso. Per esempio, ci sono parecchi affari che si può dare a utena senza una ufficialità, senza modificazione di uno statuto. Ma qui ci abbiamo bisogno di elite che hanno brionà, che hanno rivendicato, perché lo Stato non accetterà mica se on sono mica qui per appoggiare questa rivendicazione. Dopo, per la società, ciò che ne aspettiamo sono parecchi affari, abbiamo contro l'elite e hanno parecchi affari, ce ne dicono che non possiamo mica avanzare, che dicono che hanno l'affare di traduzione, che dicono che hanno l'affare come di certe formazioni per certi concorsi. Noi regrettiamo questa affare qui. Invece di noi non vediamo mica avanzare abbastanza. A Nantes, la famosa gartola di lingua che è stata iniziata all'Ancien Mondiatur, che l'attività cerca promuovere ancora di più, ma noi diciamo che qui ci vorrebbe veramente mettere in mezzo, perché di qui che come dire, finalmente può introdurci in tutta la società. E penso che on la vediamo mica, ci vorrebbe una vera squadra incaricata di vasinare e di controllare se la gartola è veramente realizzata in tutti i luoghi di corsi, mica solo in municipalità. Ecco, dopo potremo parlare, ne riparleremo dopo. Abbiamo fatto proposte a Nantes, una proposta specifica a Nantes ai gartoli, per elaborare una gartola specifica per i vieri. Qui di noi ci sarebbe da dire, perché siamo un po' disillusi dalla reazione di agolitività, e sapendo che non sono mica io responsabile di vieri, so che l'agente responsabile di vieri aveva potuto dire, dunque qui tocca al terzo livello, non sono mica contenti di ciò che hanno potuto usare e la risposta che gli sono stati dati, malgrado tutto il lavoro che era stato fatto da Ugolitivo, hanno tutto terreno, hanno due vieri simbolici, Aregno e Filitosa, e dove abbiamo fatto tutto un lavoro per cortizzare i vieri, e quindi che sono passati là, hanno capito che il tempo di presenza di Ugolitivo entria in una viera, si sentiva per la corsa al micro, tutti l'affare era in corso, qui si dice per dire che per noi il corso a un momento dato, il francese non ha mica bisogno di metterlo dappertutto, ma il corso ci ha esagerato la sua presenza perché c'è un bisogno, notamment, per giungere a un equilibrio. E di così che da compio, dunque, due parole che comunque ciò che riguarda da terreno e che la gente dice che aspettano di più dai nostri eletti e ecco, dunque spero che Savir mi ha convinto che ne va ancora di più. Gli daremo la parola, non è mica una trappola, un vero dibattito, a tempo l'onore sono castighi e tocca di nuovo alle eletti a assumere la sua politica. Dunque riteniamo una via di corsofonizzazione della società, qui a mezza rivendicazioni tanti e scusate. Dunque, un insieme di azioni e rivendicazioni che sono a pro di una via di ufficialità. Può darsi che ha un momento dato un stato di corsofonizzazione della società un potrà schizare, il governo non potrà schizare un fatto di stato di dire ecco siamo obbligati a dare un altro stato di corsofonizzazione. Due piccole parole miei da vicepresidente di lingua corsa qui all'università per fare un piccolo punto e per poter cagionare un'epoca di domande all'università, posto che l'università è un luogo d'autonomia e a tempo un luogo in lei stretta e sempre in connessione con l'altra collettività, in particolare la collettività di Corsica, ma un mondo sano di cultura, di conoscenza e di educazione e di formazione in Corsica. Per dire che la politica di lingua corsa qui è stata
come di l'ADN dell'università a un momento di riapertura in 81, posto che abbiamo creato in 82 il DEC, il diploma di studi corsi, diploma d'études corsi in francese, e che da tanto non si è mai smentita l'indiatura, l'ingaggiamento in università pro di lingua. Allora, di sicuro ci sono fileri che sono più specializzati, in particolare a Flash, che sviluppa tutti i filieri di specializzazione in studi corsi, ma di noi, in un frattempo, si è integrato l'IUFM, l'Istituto di Formazione di Maestri, che è diventato l'ESP e che tornerà a cambiare di nome quest'anno, a quando mai, e che di noi è oggi una componente essenziale di formazione di maestri iniziali, ma che è di noi sollecitata in della formazione continua, in dei prerogativi, per esempio, il piano maggiore, il grand plan di formazione di lingua corsa è in grandi parti l'ESP che ne è a capo in della sua messa in onda in della sua organizzazione. Rammento di noi che l'ESP ha fatto una domanda che è stata onorata di diagnostico, venerdì domanda a che punto noi siamo di corsofonia di maestri nel terreno per avere un ritorno e per poter organizzare formazione continua di modo più fattivo, ciò che mi pare un affare importantissimo, ci potremmo voltare. L'università è di noi attraverso ai non specialisti o di noi un ingaggiamento maggiore, posto che tutti gli studenti dell'università hanno un insegnamento di lingua corsa che va verso una certificazione. Sono i pochi qui, fra i quali ho visto a Nicola Sorba qui, ho visto a Patrizia, a insegnare in suo quadro qui, che mi pare importantissimo di noi in la corsofonizzazione di studenti, dico non specialisti e tutti i sottocchi con livelli appena differenti, ma forse ci potremmo voltare. A cultura di sicuro e tocca di noi con i cicli qui che sono dati attraverso concerti, teatro e di noi atelier che sono a pro, mica tutti, ma per certi e un'epoca, una bella poca, a pro di lingua corsa. L'università è di noi un luogo che leia un'epoca di convinzioni, a principali e volteremo forza in qui di a convinzione tripartita con la collettività territoriale e lo Stato, che è un arbo maggiore che ci faccia campare qui e funzionare, ma c'è di noi convinzioni altre. Abbiamo parlato dell'Accademia, penso per esempio a convinzioni di l'ESP che lei all'Accademia in un quadro di insegnanti che noi riceviamo qui, ma di noi in un quadro di un partenariato legato alla formazione continua e al complemento ai concorsi in formazione iniziale. E poi convinzioni diverse, non la mica tutti in capo, con la Sardegna, con i media, sempre a pro di lingua corsa e uso sviluppo. Due parole per divenire a politica attuale, aspettando, come potremmo tornare a parlare, sa signatura di convinzione tripartita, però, dunque sapere, ci raccomandiamo, ma facciamo qualcosa per chi davanti, d'altronde. Dunque, che abbiamo messo in questa convinzione tripartita, ma qui è importantissima, ci indiamo noi altri e proponiamo quadri strutturanti per giungere con le nostre competenze, qui la nostra spirtizia, a pro di sviluppo della lingua corsa in società, i principali. Domandiamo a partecipare e forse a pidare l'iniziativa di l'elaborazione di un quadro di riferenza di lingua corsa professionali e usuali che a neologia, a lingua corsa si deve adattare a uso mondo, a uso terreno. 40 anni d'uso di questa lingua sono passati, c'è da fare un bilancio e poi dopo metterlo in comune e fare proposte nuove. Dunque, lessicologia, grammatica, eccetera, tutto su quadro di riferenza. Abbiamo aumentato innanzi a nostra certificazione, c'è la certificazione di noi aggregata da collettività territoriali, ci sono parecchie iniziative qui, noi altri facciamo funzionare un uso di certificazione appudiendoci dall'Europa, sarebbe una buona, tutti insieme, di armonizzare questa certificazione e di dare giusto appunto la possibilità all'insieme della società, alle imprese e altro, di poter certificarsi avventurato con una politica di imprese che viene a pida sa certificazione unica di Radio e labellizzata con stampino corto
università e collettività, fra altri, ma centri di noi, qui la soci in su quadro qui di formazione, non è mica esclusività. Di no una politica di numerizzazione, di messa a disposizione di opere. So che c'è un vecchio progetto di una biblioteca nazionale di Corsica, qui possiamo portare noi altri di noi con un'iniziativa che è stata chiapa qualche anno fa con M3C, Médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, e che si può arricchire e che si può sviluppare a pro di una messa a disposizione globale di opere e di un patrimonio letterario, scritto, etnografico in Corsica. C'è di già un'epoca di affari si facili, ma questa politica qui di messa a disposizione in qualunque sfrutto possibile è importantissimo. Infine, ultimo progetto che abbiamo visto una convenzione tripartita è importante perché non l'hai mica mentato. Noi proponiamo in un quadro di i centri immersivi, ma giusto appunto non l'hai mica mentato, segno che la comunicazione non è mica passata, è un peccato, e se non lamentava mica, Domenica Verdoni a mi rimproveria, abbiamo un progetto in l'acconciamento di una vecchia scuola normale da Iaccio, che dovrebbe appidare, che è proprietà oggi, dopo il Consiglio Generale. Per Gianluciani diceria on comprend rien, ma ha capito tutto. Ha detto on comprend rien, mais bon, tipo on comprend rien ma a longa. E dunque qui c'è un progetto, i centri immersivi, l'hai dita giusta, c'è bisogno di spicciare a variatezza con i rucchigiani e l'insieme di regioni corse, ma c'è di nuovo un bisogno culturale e urbano di questi centri immersivi. Dunque, voi sapete, c'è un progetto che è depositato in dei locali di l'ESP a Iaccio e che interessa la collettività di Corsica. No, ma a tempo, no, ma ci la metta nel tavolino di no ciò che è proposto da uno e l'altro e toccherà a ognuno di cacciare uso proprio, che tiremo tutti. La stessa vuna di ufficialità e una società bislingua. Sapete che l'università ha a capo di diplomi universitari appena apposta a una domanda professionale, per esempio un diploma universitario di giornalismo corsovo, c'è stato 2 sessioni, c'è stato 20 diplomati all'ingrosso, 10 anni circa. E aspettiamo di nuovo forza di rilanciare su diploma e penso di aver fatto un giro abbastanza colmo, mi mancherà un po' da fare, ma penso di aver ambientato tutta la politica dell'università. Ecco, è da pianta qui, a parola a e Voscia. Per i colleghi vi domando a radio forza di dare priorità forza ai sindicati studianti e agli studianti di imprima, di modo a approfittare della presenza di i nostri invitati. Vuoi rispondere subito ai 2 o 3 punti? Ok, dopo ti avete la parola. Non è mica fatto un sposto largo, perché largo e lungo di ciò che noi abbiamo, ma giusto per dare un'idea, non mettiamo comunque un oggetto i soldi della Corsica. Sapete che siamo difettosi di voi sempre, ma questa siamo aperti alla critica, ma questa siamo abituati. Il buttaggio è che è una squadra di 10 persone e quando abbiamo una missione come sento qui, una missione da monta, ce la voleva fare il corso, la dico così qui, ma la dico di noi detti, cioè sapete se è una priorità nazionale. Per me è una priorità nazionale, se è una priorità nazionale ce la voleva fare un'altra maniera di cambiare. Il francese dice changer de paradigma, changer de braquet, perché è mobiliato una struttura che non è mica come struttura di educazione nazionale. Noi abbiamo attaccato a fuoco 40 anni fa e c'era un'impalcatura pedagogica dando consiglieri pedagogici che sono gli stessi oggi. Parlo di un numero di personale, perché quando voi vedete a crescita che è tremenda di effettivi che può firmare con gli stessi impalcatura questa non è mica anche lo Stato non mette mica in mesi giusto per 2 o 3 punti ed hai visto che cosa mattina è muovato c'è comunque dico così un piano immediato dunque finanziamo tutti i giornali
che sia da Via Stile, sinamente a Corso Matin, passando par de corso, alta frequenza, Tirante e Passa e RCFM, con tutte queste emissioni in corso. Per esempio, finanziamo per esempio, qui a Sano, per esempio l'emissione di Antoni. Finanziamo noi, dico così, con doppiamo ma dei film che si facciano, finanziamo la Sogi, a Viera, parlare di Aviera, a Regno hanno mandato 3.000 euro per la sovranizazione di Aviera, le moradi. Se devo io a parlare a corso di Aviera, posso parlare, senza farmi pagare. Io faccio una valutazione quantunque. Questo è importante, perché se che abbiamo fatto a se mettiamo in piazza a su questo punto, la valutazione politica pubblica di va lasciando la corsa. Si lamenta quelli che diranno a noi, danno i soldi, hanno così un sollievo, un sollievo, la buona conscienza territoriale, diamo i soldi per il corso. Ma non basta mica, oramai già fa una valutazione e impiegarli meglio, perché chi più va e più una cosa che c'è comunque una gara di soldi, di fondi radio, e siamo obbligati a mantuare con ciò che si passa, le gilets jaunes, la gente parla di assistente agli aspetti sociali, di uno sforzo territoriale in questa storia qui, dunque c'è comunque è modulato di noi, e finanza, sapete, questa non ne parlo mica, ma manca 100 milioni, dunque 100 milioni un po' che faccia l'assai in corso, e sapete che i soldi dopo li contiamo. Dunque posso dire così 40 esempi di ciò che abbiamo fatto, di ciò che abbiamo fatto di noi, ma per esempio qui, Piava, a formazione a Saido, abbiamo finanziato comunque la tele per persone maggiori gratis, a sera in 6 regioni di Corsica. Di un sforzo sociale di integrazione delle popolazioni con salmica per la corsi e gente di lavoro, forestieri. Dunque, posso dire che all'Istina, ci saranno i domandi, se in maniera un bilancio completo ci vorrà. Giusto per dire che fermo. Ok, prima domanda, Marina Branca. Forse per sapere, per una domanda di strutturazione. Ecco. Buongiorno a tutti. Donc, forse una domanda appena generale, perché no, pas voi. Sappiamo che c'è un servizio di lingua e cultura corsa, che sono più o meno una decina di persone, e mi domandavo se non era mica una buona di fare un ufficio di lingua corsa, posto che, voi avete 2 barretti di o manco e anche di più, ma avere una persona veramente incaricata e un ufficio in giro a tutta questa affare, e di mettere in ballo una vera politica linguistica, consigli mica solo indiata verso l'insegnamento, ma in un campo più totale, posto che la lingua è un fatto totale. I miei insegnamenti di sociolinguistica. Dunque, a chinesimo di questa affare. E dopo, forse una domanda liata, in Catalogna la politica linguistica è liata a una squadra di sociolinguistica. Qui all'università, chi si può arrivare da parte di sociolinguisti per mettere in piazza una correlazione tra la collettività di Corsica e l'università. Ok, forse la prima domanda passa vero e forse la seconda Romano di un parere, no? Radio corta, perché sennò un ufficio e forse precisare sul consiglio se lo si mette in piazza. Ha aumentato il servizio, c'è una direzione, dunque della lingua corsa, con la regina alla lingua corsa 10 persone, perché siamo stati più pochi, e abbiamo cercato di crescere comunque gli effettivi. C'è comunque 2 servizi, un servizio di proprio formazione ed educazione, un servizio di diffusione sociale. Trabalhano, o fatto di stacchi, manchiamo comunque di risorse umane. Se abbiamo l'ambizione che non abbiamo qui, se la vogliamo montuato, il fatto è che, sapete bene, cerchiamo di un po' d'ambosci, che sì, dopo si può dire tutto il mondo, non è che si faccia, ma l'idea di forse di sviluppare. Allora, perché mica un ufficio oggi? Questo è un dibattito, noi fin tanto che i nazionalisti hanno un comando, non c'è mica bisogno forse di avere una struttura staccata da un vero esecutivo. L'esecutivo ha una direzione e appiega una politica. Dove c'è un ufficio, sono luoghi dove l'ufficio, per esempio, il Paese Vasco, o una Gidania, o in Bretagna, gli uffici sono staccati.
con finanziamento, ma una parte importante dello Stato, non l'ufficio, non l'amministrazione dell'ufficio, e intanto c'è un controllo dello Stato francese, non queste politiche qui. Vuol dire che quanto parlo per oggi, di un luogo che per noi, fin tanto che il nazionalismo di mondo ha interesse, forse allora a fare di un'altra maniera, in un altro modo, un'altra organizzazione, ma un'unica necessità per noi oggi di crearlo così. Per contro, ho vissuto, per contro, a livello di aumentare il lavoro dell'università a sociolinguistica, c'è comunque, ma più buono da qui a poco, un altro consiglio di lingua, dove giusto appunto ci sarà subissio. Non vuol dire così l'attori culturali, linguistici, universitari, non consiglio, ma un consiglio che sia, ce n'è stato uno, è stato, se non facciamo una commissione, è stato, si può dire, un fiasco a livello di lavoro, dunque siamo tentati di dare un'altra definizione ad Aisha qui a 2 mesi, una proposta all'Assemblea dei Corsi che abbiamo messo in piazza, ha rientrato un consiglio di lingua, una buona commissione, dunque con i uomini che avete parlato, sociolinguistica, neologismo, un affare che abbia un'azione forte nella vita, nella questa campagnata di ufficializzazione. Voglio dire, comunque, che per la scuola romana, siamo comunque d'accordo nella tastia, che c'è tempo, minimo tempo, nella volta, nella odiercio, perché c'è questa costruzione pagente, che noi abbiamo di 80 anni e che noi cerchiamo di avanzare, e a tempo c'è questa negoziazione con lo Stato. Questo è buono, siamo tutti nel giornale, ben differimo quello, ma c'è comunque una pressione che mettiamo nella istituzione, giusto appunto strappare. Allora, non aspettiamo mica, ma nel frattempo già fa qualcosa e c'è l'amore, ma torno una volta, io penso che c'è qualcosa che non è mica stato aumentato qui, e mi dispiace dirlo anche a Michele, è che la volontà popolare, io la cerco sempre, cerco i corsi che parlano corso, che si mettono in situazione di parlare corso in qualunque momento e in qualunque luogo. Per ora ci manca. E abbiamo l'esempio degli eletti, ma dappertutto. Io aspetto di noi la volontà di un popolo e di ure, mica di non vuole parlare corso, non vuole corso. Questo è molto in bocca. Di dimostrato passare l'atto di vita, all'atto di parlare. E questa per ora ci manca anche a noi. Ti ringrazio, ma la parola a Domenica Verdoni che ha appena pressata e così si può esprimere prima di andare. Ringraziati, voilà. No, e non volerebbe mica comunque che, soprattutto i giovani, gli studenti, poi se non pensa che la ufficialità in Francia e nel quadro di Stato francese non sia mica possibile, ovviamente. Articolo 74 della Polinesia francese, no. Poi chi si è bandato in Polinesia francese, dunque, a scuola moderna di immersiva, d'accordo? E di modo generalizzato. A scuola moderna, a scuola primaria, a lingua tahitiana è obbligatoria. D'accordo? Obbligatoria. Collegio e liceo, continuità di insegnamento per tutti. Di 12 parti di tempo, d'accordo? Università fino al master, e in formazione di formatori dappertutto. No, perché di quantunque di noi, dopo, sicuro, ognuno va ciò che ruba, eccetera. E se la gamba la livello, dice il corso, voilà, a lingua corsa. Va bene, ma poi che a livello di ufficialità è comunque un problema politico, d'accordo? Poi deve fare ciò che volete, andare fino alla fine di tutti gli statuti, di tutte le possibilità. Il problema è di sicuro politico. E per chi insegna per tramandare di lingua, insegna la lingua corsa non basta mica, non capita questo, ma è necessario. Oggi di noi mica possibile. Donc, di sicuro, al di là, a livello sociale, professionale, in tutti i campi, i media, eccetera. Ma a livello di insegnamento, ci sono delle regioni francesi gestite dall'articolo 74 che non guardano di sicuro la Costituzione francese. Quanto a me, sarà di esempio, ha giubiato perché chi, dopo dei orti, bon. Ma a livello dell'articolo è chiaro, veramente, dice si la langue officielle de la Polynésie française est le français, la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle, ciment de cohésion, blablabla, aux côtés de la République, afin de garantir la diversité Q1 et la richesse de la Polynésie française.
allora, non c'è mica chi dice ufficiale, ma fine. Dunque, c'è già una possibilità a livello, mica bisogno di aspettare l'indipendenza, si lavora, voilà. A me mi va, subito. Ma se non accade mica, si può comunque cercare avere gli stessi statuti che, o manco, se non è gli stessi statuti, in gli stessi articoli, perché non siamo mica territorio d'outre-mer, vabbè, ancora, bon, fine. A seconda la definizione, bon. Dunque, in tutto caso, si può domandare gli stessi diritti. D'accordo? Dunque, bon, e non vorrebbe mica che gli studenti, o manco, possono pensare che, bon, no quadro di statuto di regione non è mica possibile. Esiste comunque, di sicuro a Catalogna, ma non bisogna cercare a Catalogna. Già se non fosse che lo statuto di Polinesia, sarebbe comunque una buona per il corso. Allora, di un tom con un'epoca geremo di acconciamenti particolari allo statuto. Bon, ma a momento è vero che fece aperta di discussione, il cambiamento giusto appunto di, ma penso che a momento l'abbiamo comunque perso su scopo per la lingua corsa, perché chi ha proposta digeremo di 73 o 72 perché chi ci sono state parecchie proposte ho fatto uscita che di maniera o Stato un sente inonda dice bon va bene perché non aveva mica domandato un Statuto 74 voilà. O manco per la lingua per il resto forse non può mica forse sciogliere tutti i problemi di agorsia ma per la lingua ho fatto uscita che ciò che è stato domandato di maniera un combini amica. Dunque, per me è una questione politica, d'accordo? Dopo, l'attori verranno di sicuro in un quadro di situazione, eccetera, eccetera. È movato, ognuno ha fatto. Bon. Ma a momento di tutta maniera, diciamo che la questione è una questione politica, altro non da. Dunque, ecco. E bon, reagisceremo, ma la rimarca è diretta e da pigliare in conto. C'era Sebastian che domandava la parola, dopo c'è Matteo e poi Romano voleva reagire. Di corpo appena non tacché, bon, durante tutte le discussioni con il governo, ogni volta non hanno mai parlato della lingua. E anche quando abbiamo scontrato i parlamentari, ogni volta dicevano, bon, allez, parliamo di tutto, ma qui mettiamo d'accordo. E la proposta del governo non è mai stata nel 1974, ma nel 1972. Voilà. La proposta di un rapporto di Vandamastor è chiaro, nell'articolo 74, per integrare e dopo voilà, la porta è stata aperta nel qui, ma ogni volta il governo la chiosa, donc bon. Donc, c'est bon, ciò che io aspettavo forse appena a noi, per buttare ciò che mi sono detto, bon, ma finalmente non ha detto stessa affare. Finalmente tra Romè, Miguel e Savirio, bon, ciò che è interessante è che da una parte c'è l'ultimissimo appena di un politico, Romè che parla qui quasi a varetta di universitario e che dice più in pensieri di questo punto non c'è questa possibilità di cambiare lo Stato. È vero che l'identità, l'ADN di lo Stato è monolinguismo, ci sono i discorsi. L'Uni hanno accolto tutti i padroni di Davos con l'hashtag Choose France, tanto si può parlare in inglese per l'economia all'internazionale, finalmente hanno rinunciato all'inglese, ma allora all'interno delle frontiere ferma sempre assai idioso, manco si ne parla. Dunque è interessante di vedere appena come finalmente in due si può andare tra forse queste frontiere ideologiche analizzate forse da un lato scientifico e come politico, sapesse se veramente i mezzi d'agisce. E ciò che mi stupisce di noi è appena l'aspetto associativo che ti hai detto di voi Giorgi, per esempio, che sappiava non associativo, agli intimo che finalmente di voi 2015 il mondo associativo si è addormentato. In quale sia un livello, lingua, d'altri soggetti, finalmente c'è una tesa forse troppo forte di noi, aperta e politica. La settimana scorsa, diremo un paese vasco, per i 100 anni di Scalzendia, l'Accademia di Lingua Vasca che festeggiava i 100 anni, siamo appena in ritardo, e lì non entrano mica tanto
di una parte dall'altra, bon, ci pareti dei ridori, pareti comunità istituzione politica tra Navarra o comunità autonoma e aperte francese, da aperte francesi li cercano a studiare contraddizione di Stato. Appena minta da Dume Vergogna o non ta Polinesia, e lì per esempio sono 5 anni che le sono in una sperimentazione di immersione. Immersione, se non gli diamo la Costituzione, di una sperimentazione che è anticostituzionale. Dunque lo Stato si permette sotto a concorrenza di scuole castola, CHK, di scuole private basche, apre un spazio anticostituzionale con scuole immersive, anticostituzionale, dura di voi 5 anni, non mica legge, la legge di 3 anni per le sperimentazioni. Dunque si mette fuori di una specie di biodo giuridico di beta l'avanzata associative. Dunque, sono mica qui, mica un tribunale, mica avec critica, ma di appena è nostra mentalità che spesso aspettano troppo da un politico e a tempo si vede che il politico non si può mica pugliare di corpo non l'associativo, non tutti i gruppi intermediari che sono più rivendicativi che in da dimostrazione di un possibile e che buona porta a identificare la contraddizione di un Stato. Dopo, appena un'interrogazione dici, sapere siamo al di là di Ubiano. Se ci puoi dire, per esempio, cosa abbiamo di più di Ubiano, se hai previsto di presentare un altro Ubiano, perché Ubiano una durata di vita, non dall'idraulico come non dalla lingua, ogni volta si cambia di pianificazione e poi d'orizzonte, che ne siamo di uso livello di realizzazione, di uso budgetto, per esempio, il budgetto previsto a media andata di lingua 2020 dirà 10 milioni di euro all'anno, per mettere in ballo tutte le misure, mica solo linguistiche, ma anche a Vine di giunge, ne abbiamo parlato con Antonio Orsini di Commissione di Finanze, era a visione integrando la traduzione di film, l'edizione, l'insieme di tutte, contabilizzando tutte le azioni. Dopo, non sta l'insegnamento solo due piccoli punti non sta l'affare di insegnamento. Si vede che c'è di più in più bagadari, che c'è una difficoltà sempre 20 anni quasi dopo il concorso Jack Lang, il concorso Wissling, di ricordare professori Wissling, ricordiamo quasi sempre di meno professori Wissling, donc c'è una difficoltà a livello di risorsa, difficoltà che adesso è cresciuta forse con Parcoursup, che di una fortuna, di una berta, accogliamo soprattutto per esempio in scienze di educazione studenti da un continente e chi di corpo. Bon, l'università ci ha risposto, facendo i nostri 2 corsi, la prima volta che scienze di educazione ricevevano corsi in lingua corsa, è bene, ma forse interrogare di noi la strutturazione dell'università non ha due venire, e poi non ha la questione dell'opposizione ambientata da Romain tra appena usuale e l'identitario, non è mica l'opposizione, perché e la consento, sto senso con Romain, anche non l'affare di Gilets jaunes, la questione fondativa che è di noi l'illusione demografiche, come sviluppare una politica linguistica quando in certi garudi, in certe scuole d'Italia, cioè abbiamo 68% di idee forestieri, di nazionalità forestiera, che non sono mica in linea con l'ambito corso, e se non abbiamo il litorale sud d'Italia, anche qui in certe comuni è difficile di toccare questo corso. E tutta questa rivendicazione, crisi sociale o politica, è una domanda di legame sociale, di integrazione, di un ricuso di esclusione e di anche un ricuso di aiuti sociali. Dunque, soldi ne vorremmo trovare per la lingua o mancheranno mica. Ecco. 2 o 3 domande da Luda, forse completiamo e dopo rispondiamo. Parola a Romano. Matteo, vuoi fare una domanda in media, mi pare? Io giusto una piccola domanda forza a sapere. M. Colonna ha detto Nancy senza ufficialità si può fare polemica, so da consento proprio, ma giusto voglio da domanda per i media perché è una situazione assai delicata. Ci vediamo che in media c'è una certa diglosia tra il corso francese, ci ritroviamo giornali
di 3 minuti in lingua corsa e 20 minuti in lingua francese, o tutto per dire le stesse informazioni. Per i magazzini è la stessa cosa, non ritroviamo mica magazzini solo in lingua corsa. C'è tanta fare a dire, anche io quando faccio i miei cronache in lingua corsa sono obbligato a passare in francese, e c'è di nuovo su questo inquadramento simbolico in maniera di dire, parlo corso, ho fatto 3 minuti in corso, posso passare in francese o mi due fatto. Giusto a me domanda è questa, chi è il ruolo di a collettività di peto ai media, Corse Matin, Via Stella, RCFM. Ecco. Volevo domandare se tu assisti a un quaderno di carichi di petto ai sovvenzioni ricevuti, ci risponderei, ma Romano voleva intervenire in una piccola risposta. 2 secondi per completare il discorso di Umenica e in modo più generale in giro all'ufficialità che dia un mondo oggi. C'è un rischio oggi, o campiamo di poi parecchi mesi, di va di questa questione di ufficialità una questione alibi, una questione pretesto di petta lingua, bene di o Stato non c'è mica ufficialità, tinti che non siamo, non possiamo fare nulla, ce ne ultimi in casa, gatti o Stato, eccetera, eccetera. E ora io ho detto non su, caro Matteo, mica che si voglia fare poche mica, che ogni pochi da fare non si può mica fare. Che a un momento dato non c'è mica sognato ogni pochi da fare senza un quadro legislativo, legale, legittimo, giuridico, non si può mica fare. Non può mica io che parecchi altri affari, ne abbiamo fatto un pochi qui all'università, non si può mica fare, e ciò collettivamente che la CV sia una crescita qualitativa e quantitativa. Ma in suo quadro qui di ufficialità appena libi, ad una paura io so che rimarco appena in modo empirico, interessandomi a questione di noi, che domanda ufficialità dando due istituzioni un diritto ai cittadini, obbliga a quantunque il nostro paradigma collettivo a valutazione delle nostre politiche. O fatto si sta che oggi abbiamo aumentato parecchi cose, valutazione delle politiche pubbliche in generale non ce n'è mai, o poco. Più l'esempio di un giornalismo, e ci ho partecipato con gran piacere. Ieri c'è stato un DU giornalismo, e mi permette di fare lei a questo che lui dice Matteo Di Me, c'è stato un DU giornalismo, 2 promozioni, 20 certificati diplomati di giornalismo, e la pratica di gran qualità, con una formazione doppia, veramente una riuscita per l'università. Valutazione di a continuità giornalistica di corsofonia degli impiegati mica. Bene di che ce ne pare che sono stati formati a livello concettuale, non alla trazza di giornalismo e a livello di corsofonia, ma non sono mica impiegati tale quale per corsofonia. E no, non sono mica impiegati tale quale per corsofonia, ce n'è chi avvace, non ha praticato non appena, ma non sono mica identificati a France 3 o a Corse Matin come giornalisti bislingui. Non c'è mica stato un cambiamento tremendo a questo livello qui, eppure noi, quando dico noi, di collettività, università, poteri pubblici, hanno portato una formazione. E direte che il cambiamento, gli stessa per l'educazione, tu è stata etannante su. Ora, ne siamo a legge d'elezione 74, a prima partura dell'allargamento della legge d'elezione a lingua corsa, bilancio educativo di agorsa, e Sebastian Conon ha aumentato un po' di voti, ufficialmente non è mica fatto. Non è mica fatto bene di che diciamo non ti parecchi affari, io c'è un bilinguismo, io c'è una scuola bislingua, per cui c'è una scuola bislingua chi sa, se è andata a cercare appena, a scavare appena, a parola bislingua, ha spesso un'educazione, ha spesso di una parola lì, una parola wallis. Allora io non voglio mica essere di quelli che sortendo di qui c'è niente molto perché non c'è più nulla a fare, al contrario, se no non saremmo mica qui, e qui a ribombare in tasso che dice Domenica Verdogni, e questione di lingue, non so che questione politiche. Non so che questione politica è senso largo di un termine. Questione politica è di stato giuridico, volontà popolare, volontà politica da sapere se c'è una priorità nazionale o mica, valutazione, eccetera, eccetera. Ma non so che questione politica e non ti ha sollevato un piccoletto. Non sono mica persuaso che la questione di Petta Stato fosse stata quella di 74, di 71, di 68,
di U, di U3, di U4, di che avevamo per noi un Stato a suo punto che forse la prima volta, che un volevo cosente parlare di questione linguistica e Sebastian che noi intanto che direttore di scambio presente all'assemblea hanno parlato e ha suitato da vicini di lavoro non ne volevamo cosente parlare. Voglio dire, io sono un democratico accanito, c'è stato parecchi si può gagni, che non fossimo da consento mica, la democrazia ha parlato, ha prodotto una maggiorità che porta la questione della lingua e della ufficialità in capo. Dunque non si tratta manco di sapere se ne eravamo nel 71 o nel 74. In Caledonia Nova c'è stato un referendum d'autodeterminazione che i catalani non hanno manco. Voglio dire, e non so mica la questione del 74 e tutto, la questione a un momento dato una volontà politica di contrattualizzare di disco e da compiere che non ti assicuro che l'ufficialità un po' mica diventa non più una Libia. Domani, admettiamo che non avessimo l'ufficialità, non vuoi mica dire che se non lavoriamo mica non troviamo un nostro comportamento sociale a livello di rappresentazione dell'ideologia, eccetera, che la questione della lingua da cambiare, perché ci potremmo avere l'ufficialità domani senza una politica accanita pro della lingua. Ci sono esempi, come l'Irlanda. Ci sono esempi, dunque, ci fa caso. Roma, scusami, ti taglio. Giusto da parola appena a Saverio, se vuole rispondere su poche tanto di questioni su Vascio che è stato fatto, due parole alla furia di no per Miguel, e dopo continuiamo il dibattito. Domenica ha domandato una piccola presa di parola di noi e poi scrivitevi Saverio poi gatti così metto gli specchietti. No, giusto per la volta parliamo di insegnamento di elezione di Boi 74. La prima volta abbiamo avuto i cifre in generale di ciò che si passa di Boi 80 anni, abbiamo avuto ieri dopo mezzogiorno, dire con noi a Ugat e a Diogui dunque o di Apporama. Questo è un affare si buon cu Gat Conseil Académique Territorial. Si buon cu mostrare ai studenti perché di con quella cosa che di prima volta che noi abbiamo per esempio più l'esempio così sperimentazione l'immersione con la maternelle c'è 231 civili che stanno qui. Allora, per dire che in Occidentale c'è 19 scuole pubbliche in immersione odierno. È importante, dunque qui abbiamo sgrigliato abbiamo messo bene, come nel francese, il piede nella porta, di che ora puntiamo perché a dopo, sappiamo per esempio oggi, abbiamo i cifri abbiamo a poco presso 10.000 civili nel primario che sono le cosiddette filiere di lingue, 10.000. E rappresentano comunque all'ingrosso 40% di più in caso la valutazione all'esciuta del corso mezzano. Non abbiamo mica questo. Dunque hanno fatto una valutazione, sappiamo, abbiamo tutto, si parla di evaluazione CM2 bilingue. Allora, niveau B1 c'è 48% di corso mezzano, dunque entrano in sesta, che sono a livello B1. Bon. Ne parlo, bon, tutto che, per dire che di prima volta di voi, forse di maniera storica, di voi l'apertura di scuole di lingue, 96, mi pare, che c'è una domanda di agricoltura, la prima volta non abbiamo i conti. Si lamentava, non c'era mica questa politica di chi fate con i nostri soli, con i soli della Russia. Dunque, di ieri avevamo comunque, hanno passato 3 mesi per fare qui, perché non erano mica abituati, non erano mica bezzi a rispondere ai corsi dalla sacra vicina alla scuola. Dunque, qui abbiamo sguardo, dunque in logica un spazio di gestione all'insegnamento. Bon, ne parlo, ma come c'era di noi Giuseppe Giacometti, perché per parecchi Numini e per parecchi Capatodi gestiamo insieme l'aspetto lingua russa, posto che la responsabilità di un secondario e anche dell'università. Dunque, per la formazione di giornalisti, di Giuseppe so che c'è comunque un socio. Allora, dopo non so più, perché la settimana che viene c'è una sessione all'Assemblea di Corsica, c'è adesso un rapporto nel DOB, il documento di orientazione budgetaria, per aumentare l'affare della stampa. Noi abbiamo convenzionato con una decina di radio, con Via Stella, Corso Matin, tutti. Da 3 anni abbiamo una convenzione così. E abbiamo mandato quest'anno di fare uno sforzo, e c'è uno sforzo finanziario da collettività per fare una formazione interna
ai giornalisti. Dunque c'è tutto un meccanismo che si è messo in ballo per cercare a questo punto di... E un'altra domanda, c'è un quaderno di carichi quantunque? Dunque, per esempio, la convenzione di RCFM, da 3 anni, c'è un comitato di rigiro, lo chiamiamo così, dunque all'esciuta, a fine a scaduta di questa convenzione, c'è due riunioni per fare un bilancio di loro, di tutte le missioni, per vedere se hanno rispettato l'ingaggiamento che hanno abbiamo con noi. E dopo elaboreremo con queste conclusioni qui un altro quaderno per i 3 anni che vengono, così. Dunque c'è comunque un controllo, un c'era mica, non esisteva mica in quell'epoca, abbiamo stabilito un controllo, una valutazione da parte di quelli che finanza. Posso dire che se parlate, io invito a quella a dopo di la sessione per sentire, giusto appunto, e sarà tanta uscita dell'assemblea, o sforzo che noi abbiamo a signore di noi. Un oggetto di lingua corsa? Quest'anno abbiamo mandato, lo dico così, non parliamo mica di castagne, di gerage, domandiamo 1 milione in più. Dunque, per rapporto a un budget rispondo iniziale. perché Sebastiano Azà c'era stato quantunque una situazione che dirà a me non mi capava mica. Abbiamo avviato una situazione, dunque il post-giacobismo, che noi abbiamo, noi c'era comunque una situazione... C'erano già 9 milioni, se non mi sbaglio, di che? No, siamo quest'anno scrutiamo i 3 milioni. Io gli ho mandato... 3 milioni e uno in più faranno 4. Più di 3 milioni che stanno, no, diamo un qua. Quest'anno aggiustiamo 1 milione, noi lì sarebbe da aggiustare. In percentuali chi dà all'ingrosso? Da poco presso basi 40%, 50%. No? Tanta oggetto di crescita, ma tu vuoi sapere un percentuale globale? Anno abbiamo poco presso 2 milioni e mezzo. Quest'anno siamo a 3 milioni e 3, mi pare, 3 milioni e 4. Allora. Per esempio, 1% di agricoltura in Francia, quanto rappresenta la globalità? Un oggetto generale non è mica, sono mica avuto matematica, non posso mica dire. Quanto, Sebastiano? In percentuali? Hai un'idea? No? Ma in percentuali, la globalità? Aspetta. No, je comprends la question. Aussi bon mica riuge, un finanziamento a Liga a 3 milioni e mezzo. No, ma alla fine è una domanda... C'è comunque un pochi milioni che sono da formazione, un dominio di competenze che si fa, a Liga sono mica 3 milioni, dopo se me barchiamo tutto quello che mettiamo in piazza, o manco 7 milioni. Vabbè. Un doppio poco visto. 2 parole Miguel, poi dopo Domenica Verdoni e poi dopo Monsieur Gianfilippo Mattei. Allora, aggiunte su Sebastian, che faceva una critica a livello di un mese... No, ma un constato che un mese associativo era meno presente. Allora, se a un livello reivindicativo sono d'accordo con te. Poi che gli eletti nazionalisti sono al potere, c'è un affare un po' particolare che si sente meno rivendicato. Qui sono d'accordo, ma per ciò che è di azioni concrete non sono mica d'accordo e cercare di illustrare all'estra per mostrare al contrario. Mica contro l'Assemblea. Allora, se tu vuoi, meno rivendicazione, e dopo per la radio di l'aspetto concreto, per l'aspetto rivendicativo c'è questo gustato qui, allora, non era mica qui, questo gustato, ma se di questo qui, allora dico, sono d'accordo, e allora se è per chi la gente aspetta qualcosa da noi scelti, penso che al principio era questo. Allora, si può dire, per chi mica finalmente di uno sbaglio di strategia, secondo me, da aspettare tutto da sua parte, ma... Finalmente non è mica così grave un pensamento, ma penso che è anche più grave perché mi pare, io gustato che faccio, mi posso sbagliare, che a livello rivendicativo la gente non ha più capacità di rivendicare perché sono gaggi sfiattati. Noi si dicono, di non c'è un nemica, allora noi non c'è mai un anche meno, e dunque non c'è più nulla da fare. Allora io non capisco mica questo ragionamento, mi posso inquadrizzare ai studenti, non sappiamo due nomighi. Le eletti tradizionali che giocano contro noi è lo Stato francese. Allora ce n'è più che uno. Di regola, spero, ce n'è più che uno. Dunque se non ce n'è più che uno, non capisco mica perché, non abbiamo mica al contrario più forza per rivendicare e sapendo che a un momento dato, se noi siamo in difficoltà, saranno qui per aiutarci. Dunque qui,
C'est l'esecutivo, conto. Ha capito, ha capito. Bon. E dopo per l'affare concreto, allora qui invece qui non sono mica d'accordo, perché per l'affare concreto penso che l'iniziativa è senza essere troppo pressione su noi, di che parliamo corso ha fatto video. Dunque c'è un fuso che è conosciuto, non tagliato la sua, basta parlare. La socio basta parlare che a Cicimori, che ripete ciò che noi facciamo a principio, la fare di scontri tematici, i stondi di una certa maniera. Dopo, quando c'è chi cerca di fare diceria, c'è un investimento maggiore di tutto a rete sociale, di blog che sono creati su internet, che hanno un video scientifico, un video filosofico, c'è chi propone in yoga, in lingua corsa. Donc, vuol dire che è maggiore la fare. C'è chi costituisce web radio, ci sono associ che cercano a di testimonianze, d'altronde c'è una associo che si chiama testimonianze, c'è chi cercano di andare a registrare la gente per toponimie che ripassano la fare come di internet, eccetera. Dunque c'è chi si fa i film, chi fa i filmetti umoristici, dunque vuol dire che c'è comunque una dinamica che non se ne esiste mica. Di noi c'è, come dire, affari importanti, c'è a livello concreto, al di là di rete di formatori, un quadro più abituale come formazioni per le persone che tu dici, per le persone che vengono a imparare a sera, che sono di un diticcio, che vogliono integrarsi al popolo corso qui si deve. C'è pratica la lingua in Bastiglia, dunque qui è veramente un mezzo associativo, dinamico. E qui alla regretta neanche di noi la regrettiamo parecchio di chi forse non sono mica abbastanza aiutato la socio Fioramos che fa un lavoro meraviglioso a traduzione dei film. Ma forse no, allora c'è, no ma non ha ragione, ma se tu vuoi, no, praticamente da poco, mi dite, da poco, non si mica, ah sì. No, ma t'ha ragione, lo sai, t'ha ragione e di dare i soldi di un affare. E forse, ma riconoscere che per esempio Ugoliti parliamo corso non ha mai domandato soldi, abbiamo sempre fatto ciò che abbiamo potuto fare senza i soldi di domandare legge. No, da par noi, ma o cose che di dare i soldi di un affare, ma forse ci vuole a un momento dato riesce a appoggiare queste iniziative qui, per forse dargli un verso più istituzionale. Tu hai da dire, ci possiamo mica iniziare e privilegiare quel che sia di privato, ma a situazioni particolari, penso che ci sono misure particolari a mettere in piazza per sviluppare il corso. E per compiere, perché ci vediamo più con addio compie, va bene, ecco. Alla furia, non sapevo, perché ci sono due o tre domande e ci la dà la parola. È potente, è stata una stravorza 40 anni fa, tutta sta reda associativa e culturale. La giuramentata non c'è mica. Bon, voi, che se sapete, pratica lingua, un filo a imparare, dico così alla corta. Parliamo di noi baroni in portiere. No, ma ti parlo, filo a imparare sono 50.000 euro quest'anno. Pratica lingua sono 30.000 poco peso. Senza contare i 200.000 che mettiamo in tele, non dunque sta tele gratis per tutta la cosa. Ti dico il caso di un fatto che lì per noi sarebbe giusto appunto di costituisce questa reda, questo redale territoriale di associ. All'assemblea, dico così, perché è importante, a sessione da qui a una settimana c'è adesso il concetto di una diamma che è stampata nella casa della lingua. Rimettiamo dunque in ballo questa idea della casa della lingua, sarebbe un redale associativo, non è mica un associo che abbiamo conto a casa, da essere dunque un territorio con un associo che sarebbe un puntello di tutti gli associ in giro, ma l'idea in giro all'immersione, je preciso, e c'è 200.000 euro. Bon, parlo di soldi, mi piace mica parlare di soldi, perché siamo stati militanti e non abbiamo mai sbagliato nulla. Ma oggi siamo obbligati, per dare pena di soffio, perché è così, pensate mica che la gente fa tutto, oggi tutti gli anni mi chiamano, gli associ hanno bisogno momentato da avere dunque su soffio. Associ, creazioni, non potevo mica pensare a lingua e cultura senza soldi. Lo sforzo, io bimbindo bene a un oggetto erede che c'è un sforzo che dice. Domenica e poi Gian Filippo Mattei. Due affari, giusto non t'ha l'affare di la associ. D'accordo.
pagine. E io ho detto a Usesec che mi ha interrogato, un consiglio economico, non ho detto un vorrebbe mica che la soci, che così parliamo corso, radicalingue, sia noi a lingua corsa, ciò che il resto du cœur, so i SDF. Momento do Stato e collettività hanno due R. D'accordo? Perché che la soci non va quante sette, ma non si può mica sostituisce a strutture, a pianificazione e a arnesi. Che quantunque a momento dato, cioè fa caso a che. Bon. Dopo voi dire che a livello istituzionale e a livello di un rapporto politico, e beh, che in questo momento il governo, mica lo Stato, il governo francese, di veramente a livello di questione linguistica pessimo assai. Perché chi osi di no, se bobbia da Costituzione di 58, di quella berawa di Quinta Repubblica, se non combiamo mica, c'est sempre le stesse. Articolo 2, la langue de la République française est le français. Point. Non, mais je veux dire article 2. Non, mais ma burro, c'est tout pig. Oui, on dit mica. Azo la lingua di lo Stato francese di l'interpretazione di quest'articolo qui. Perché in Francia di non l'interpretazione, non tutti gli articoli dopo di l'Assemblea, di Consiglio Costituzionale, eccetera. Dunque, di a momento una posizione politica secondo, diciamo, un giro, un contesto, eccetera. Quando li capiano il 74, a questo momento qui, che a livello, diciamo, nazionale non c'è mica troppo dato, d'accordo? E capiano il 74 e la possibilità per la Polinesia di insegnare di modo obbligatorio la sua lingua, d'accordo? Bon, fatto si sta che per noi non c'è maniera che ogni volta si va di sicuro in un conflitto, ma voi che a tanta che di noi, voi che a momento dato a livello costituzionale, bon, prima che una Costituzione si cambia di sicuro, e che si muove l'interpretazione e la gestione a momento dato di un governo secondo, diciamo, la sua situazione, di una situazione linguistica, perché chi è vera, lo Stato francese è non monolinguismo, non monoculturalismo, è vera di tradizione, ma dopo è capace ogni tanto, non a 74 abbiamo detto, di cambiare se non è diverso, in tutti i casi, voilà, di canzone, diciamo, d'accordo? Dunque, a momento dato c'è quantunque dava assai, voilà, il conflitto e il rapporto è politico e basta, non vuole mica chi farà tutto, ma quantunque è politico, perché tocca ai politici di sicuro portare il dibattito non a uso dominio, non tocca mica solo al politico di fare gestione della situazione, si dice no, poi si deve operazionale o si deve strategico. E io ho pensato che il politico dirà più strategico che operazionale. Toccherà a società essere operazionale, ma il politico tocca quantunque o manca essere strategico. E dunque di portare un rapporto di forza non al piano politico. O si dice no, facciamo tutti gli stessi affari e non va mica, a livello degli intermediari, penso che a momento dato, pur così, Uglano, eccetera, eccetera, allora dire sempre gli stessi, dibatto allo Stato, abortate oggi, ma abortate. Voilà, a momento dato, non basta mica, ha capito, la politica, il servizio, è sicuro che tutto il mondo fa ciò che... Ma a momento dato, tocca a voi a portare un rapporto di forza non a livello politico. Forse una risposta, ma prima diamo la parola a Gianfilippo Mattei. Buongiorno a tutti. Bon, io non parlerò né di politica, né di soldi, né di Costituzione, ma piuttosto di formazione ed educazione. Perché mi pare che c'è un problema maggiore nell'educazione. Bon, è una trappola per noi. Ne pas madame Verdoni di Lespeni, panimo. No, allora, il problema che mi pare maggiore è il problema di un livellamento di lingua corsa, scusatemi. Per esempio, alla scuola primaria, madame Verdoni ne parlava innanzi, cominciamo il corso, di sicuro in casa, ma a scuola cominciamo a UCP, a poco presto, si comincia a fare lezione. Bon. Cominciamo, ci presentiamo, quando noi siamo chiusi, ci presentiamo, mettiamo un affare così. Bon. Dopo avanziamo in studi, sempre in primario, e di sicuro il livello cresce. In tutti i casi spero.
ma il problema che si pone quando noi entriamo al collegio si ripieno diciamo radio elezioni di prima Giuseppe ci rappresentiamo torna diciamo torna mettiamo ma è vero no è un problema maggiore mi pare di un livellamento segno che c'è qualcosa da fare allora non sono mica qui per dire ciò che ce la fa non è mica come ruolo e posso proporre un'idea ma bon non è mica io qui e torna e ma progressa poco a poco e mentre al liceo sempre lo stesso problema e all'università sempre lo stesso problema a Giucuretta la settimana passata un lavoro di corso di una persona che era un master 1 di comunicazione e che mi diceva beh traducemi che e si presentava la persona non c'è un problema a gente un po' mica progressa correntemente in tutti i casi come pensare qui su non so mica se è qui di Asala ma a gente un po' mica progressa correttamente in tutti i casi tutti gli arnesi non sono mica messi in piazza per far progressare la gente dunque bon idee ci possono essere proposte di no farà già appena di pubblicità che bon non costa nulla che c'è un avvenimento maggiore non sarà una trappola torna a dire pas nimo né per collettivi né per collettività né per nimo che sono stati generali a lingua corsa forse proposte saranno dette quando ma penso che allora, forse il ruolo di politici, di collettivi, della società di trovare maniere d'imparare e parlo d'imparare meglio la lingua corsa ecco vi ringrazio a suo livello giusto una risposta e dalla Puglia in furia Gianfilippo è ad un teso salute giusto un costo so che vomitite qui in vomitite uito dell'organizzazione di un sistema educativo so che si chiama un sistema educativo le muovato tutti gli attori in giù in due ruoli appena con conosco appena in modo empirico appena come noi vogliamo poi qui domenica parlavo dell'importanza dell'insegnamento mica solo ma di sicuro di un puntello maggiore in un quadro di una recuperazione di una rivitalizzazione linguistica un sistema educativo non è mica stato organizzato come in tutti i casi gli attori dell'educazione che noi siamo più o meno tutti qui vogliono poi palisato un esempio francamente potremmo palisare 100.000 esempi così non c'è mica organizzazione di un sistema educativo con una continuità. Vi posso assicurare che domani c'è un sistema educativo che batte a prodi a lingua corsa da scuola moderna sino all'università. Pas tutti, perché la lingua corsa non la ripetiamo mica abbastanza, di un progetto di società, pas tutti, mica, pas una persona, mica peculiare, di un progetto di società, pas tutti, a lingua deve essere offerta pas tutti e per i cittadini. Voglio dire, sul sistema ci tocca organizzare e quindi l'educazione di un prodotto sociale, di un rapporto di forza politica, so che noi ci siamo perfettamente a consente in termini di interpretazione costituzionale, la fa non c'è mica a dire le piantiamo tutto perché c'è l'articolo 1, perché non c'è mica l'articolo 74 e tira avanti, di un problema di rapporto di forza politica, ma cioè di la fare quantunque, cioè è coscienza collettivamente, siamo di petto una difficoltà perché al momento là avete una situazione democratica che ha parlato a favore della lingua corsa, questa situazione democratica non è mai stata così appacciata, così alta in uso insieme collettivo e non c'è mai stato un ricuso così potente non preso in conto di questa volontà democratica e qui a un momento dato cioè, qui siamo in famiglia qui all'università cioè avendo coscienza qui abbiamo una difficoltà politica dunque c'è parecchie e ne rifletteremo tutti insieme c'è parecchie forse soluzioni per sorte ma di secondo cioè mica sorte da qui sfiatati che la Costituzione in termini di strategie politiche di non un'interpretazione ma che sarebbe di non un rapporto di forza politica e sul rapporto di forza politica include la strutturazione di un sistema educativo per un essere mica aperto a situazioni che è una vecchia luna sappiamo ne siamo coscienti e poi abbiamo visto che quantunque a risposta dell'Accademia ai domande di valutazioni quasi sempre quantitativi, viene a dire che sotto i cifri ci si può mettere appena in importa chi e come dire, imbellire appena un ritratto di insegnamento. Fatto si sta che per una bugia mica troppo giusto appunto costato, non si è mai insegnato tanto e forse non si è mai insegnato non si è mai avuto un statuto così avanzato di lingua corsa in scuola e a tempo ci manca
un ritorno qualitativo di ciò che si fa in scuola, in dell'armonizzazione di siti, in una continuità e un fatto che c'è una discontinuità e un insegnamento, una programmazione appena caotica dell'insegnamento di un corso. Anche pure se noi cerchiamo a fare progressi da questa banda qui in ciò che non maestremo viene di formazione iniziale, ma dopo l'affare ci scappa penuccia, ma è un constato che quantunque ce la fa. Ecco, ma allora Romano, d'accordo. Non so mica se c'è un'ultima domanda da banda di studenti. In tutti i casi, per fare un piccolo bilancio di sul momento e di questa domanda che ci è stata fatta dai studenti, io mi rallegro che ne abbiamo potuto accogliere gente come Saverio Lugiani, Miguel Leccia e Romano che è casano qui di sicuro, ma a tempo, a disponibilità sappiamo è sempre poca. Ci rallegremo dunque di questo momento. Da ritena chi c'è di noi a livello di informazioni, ti do la parola subito se tu vuoi concludere, c'è a disponibilità e ho contatto con i servizi di collettività territoriale a livello esecutivo, c'è di noi la possibilità di contattare gente che sono consiglieri territoriali, non ci scordiamo, malgrado i critici in un movimento associativo, che ci sono sempre gente impegnati che sviluppano elementi di ritorno e di regolamenti di questa società in termini di rivendicazioni. Teneremo parodi in mente che il fatto è sempre e mai quanto è oggi politico. Posto che questa costruzione e sandatura ferma quantunque politica, ciò che non impedisce di fare e di sfruttare ciò che è stato ottenuto da un politico, da i lotti e i combatti a pro della lingua corsa, un'università, luoghi di insegnamento, eccetera, eccetera, e che continui a dire radio da più a meno normalmente. Dunque, in tutti i casi, una parola a Saverio e io concludo la radio qui, ringraziandovi tutti, forza Saverio, allez, due parole prima di compiere, perché tutti hanno da altri sparti tempi. No, giusto per dire, dicevo in Sud, c'era un colloquio, un continente, alla fine uno ha detto il est vraiment trop tard pour désespérer. Donc l'importante è ibila, siamo sempre a tempo. Per dire che nel 2016 eravamo a Parigi davanti a un ministro, parlavamo di rapporto di forza, e abbiamo visto dans ton rapport di forza, strappare ciò che tu dici e dopo ça c'è un cacao di oro e ci continua. Ma questo dipende dalla maggiorità territoriale e mica di due uomini che sono qui disgraziati per spiegare che cosa. Secondo affare, quando eravamo davanti a Valore del Casema, abbiamo dato 3 affari. Un'aggregazione, abbiamo avuto, 3 anni fa. Abbiamo mandato un piano di formazione per il primo grado, l'abbiamo avuto. Abbiamo mandato un sperimento di immersione, l'abbiamo avuto. Che famo? Voglio che montuato e la regione siamo qui a gestisce una situazione, ha detto sono che sia, je suis un directeur général adjoint, non sono mica un politico, certe volte. Lì io ho avuto anche l'astro domini perché abbiamo pareti a varete, sapete, anche di l'acqua, si montasce di buono, ora ci ha cambiato. Non sono mica qui per accompagnare forse ciò che si passa, si montasce di cercare di cambiare. E l'insegnamento l'ho conosciuto 40 anni fa. L'ho conosciuto, si dice, se voi sapete 40 anni fa che si passava. Anche per parlare a corso nella scuola era proibito. Poi ci sono avanzate, torno una volta, ma penso che il punto migliore per noi, al di là dell'acconciamento sistematico, di accompagnamento di ciò che noi abbiamo, c'è comunque lì allo Stato, credo c'è più una nazione con una lingua e una cultura. E questa, devo dire, che abbiamo 40 anni fa e l'abbiamo sempre oggi. Cioè, c'è un problema di un rapporto di forza politica, un rapporto tra Parigi, l'Europa e la Russia, cioè che lo cambi. Abbiamo cercato di cambiarlo per sotto l'arco latino, ora ci va a cambiarlo verso il nord.
Ecco, compieremo questi paroli appena più larghi, dandoci forse altri appuntamenti. Toccherà a voi studenti a fare domande. Io sono sempre a disposizione per sentire i temi di dibattiti che c'è questa qui. A ringraziarvi per aver sacrificato un po' di vostra disponibilità per noi altri all'università e alla prossima. Penso che possiamo sciaccamanare gli intervenanti.